Buongiorno e bentornati alla nostra rubrica Io non so di tappo, dedicata ai vini che hanno scelto un tappo sostenibile innovativo della linea Noma Cork di Vinventions. Il viaggio di oggi ci porta all'approfondimento della viticoltura veneta con la cantina Le Notti e il suo rosso del Veneto IGT Massimo. La produzione del vino in Veneto è molto ampia e si estende all'intera regione, dalla catena alpina e dolomitica al confine con l'Austria fino al mare Adriatico, passando per la fascia collinare e la pianura. Oggi ci concentriamo principalmente sulla zona dell'entroterra veronese e in particolare nell'area del Bardolino classico. L'azienda Le Notti si trova infatti proprio a Bardolino, sulla riva del lago di Garda, immersa in un'area collinare coperta da vigne ed ulivi e ricca di storia, come testimoniano i castelli e le ville incastonate nel territorio. Questa zona gode di un microclima privilegiato, questo grazie proprio alla benefica influenza mitigatrice del lago, e i suoli di origine morenica sono caratterizzati da un'estrema variabilità. Negli ultimi 20 anni il territorio del Bardolino è stato al centro di un ampio progetto di zonazione viticola e di riqualificazione qualitativa che ha portato alla nascita di grandi vini anche al di fuori dei rigorosi confini della DOC Bardolino, con l'indicazione geografica Veneto. L'ampia offerta di vitigni autoctoni e internazionali presenti sul luogo hanno permesso inoltre la creazione di un'ampia gamma di vini di elevata qualità. Ma il vitigno autoctono di gran lunga più importante del veronese è la Corvina, un'uva baccanera estremamente versatile. Viene spesso utilizzata fresca nella zona del Bardolino, mentre nella Valpolicella, per tradizione, si fa per lo più ricorso alla tecnica dell'appassimento. La Corvina preferisce dei terreni collinari e ben ventilati e in linea di massima non teme il freddo e le basse temperature invernali. Offre inoltre una straordinaria capacità di adattamento ai diversi suoli, interpretandone al meglio le caratteristiche. L'origine del suo nome può essere riconducibile al colore blu scuro dell'uva, che somiglia proprio alle piume di un corvo. Nonostante questo colore però molto scuro e molto intenso dell'acino, i vini che vengono prodotti con la Corvina non presentano una colorazione particolarmente bruna. Ma torniamo al nostro Massimo della cantina Le Notti, dove la Corvina è affiancata anche dal Sangiovese e da altri vitigni autoctoni con diffusione assai più limitata, come la Dindarella, la Pelara e l'Oseleta, tipiche del veronese, e il Rebo, più diffuso invece nel vicino Trentino Alto Adige. E ora andiamo a scoprire di più sulla cantina Le Notti. Già nel 1906 la famiglia Le Notti produceva vini di qualità e principalmente Bardolino classico, con le uve provenienti proprio dai vigneti di famiglia. Nel 1968 però, grazie a Giancarlo Le Notti, sono iniziate le attività di imbottigliamento e commercializzazione diretta, questo prestando particolare cura alle qualità delle uve raccolte, con l'obiettivo di fornire ai clienti prodotti di alta qualità a prezzi però concorrenziali. L'attività è cresciuta costantemente negli anni, portando la famiglia a rinnovare completamente la cantina di vinificazione, la barricaia, l'impianto di imbottigliamento e nel 2015 su tutti i tetti aziendali è stato installato un impianto fotovoltaico in grado di garantire l'autonomia energetica della cantina. L'azienda è tuttora diretta dalla famiglia Le Notti, con Giancarlo, enologo e responsabile di produzione impianti, Marina che si occupa delle vendite Italia e il figlio Claudio, responsabile invece dell'estero. Nelle cantine Le Notti ogni fase di produzione viene seguita, pur nel rigoroso rispetto della tradizione enologica, attraverso l'utilizzo di tecnologie all'avanguardia rivolte a garantire il massimo rispetto per l'ambiente e, contemporaneamente, a migliorare la tipicità dei vini, al fine di ottenere i più elevati standard qualitativi possibili. E ora andiamo a vedere cosa ci raccontano con il Massimo.
Massimo è una delle creazioni più importanti dell'azienda Lenotti. Nasce nel 1997 dall'idea dell'enologo Giancarlo Massimo Lenotti, che ha provato con successo ad assemblare una serie di vitigni autoctoni del territorio, il Rebo, Pelara, Dindarella e Oseleta, con due dei vitigni più conosciuti che sono il Sangiovese e la Corvina, quest'ultima presente al 50%. Il nome quindi assume un duplice significato. Da una parte vuole onorare il suo creatore, dall'altra vuole sottolineare come questo vino rappresenti una delle massime espressioni della produzione di Casa Lenotti. Prodotto in quantità molto limitate, nasce da un'accuratissima selezione di uve rosse, raccolte nel vigneto La Pra, il più grande per estensione tra i vigneti della famiglia, sito nelle colline della riva orientale del lago di Garda, nella zona proprio di produzione del Bardolino DOC. Dopo un breve processo di appassimento in cassette e la pigiatura molto soffice delle uve, fermenta in rosso per 6-7 giorni a temperatura controllata e affina parte in botti di legno e parte in barrique francesi. Massimo è un vino elegante e intenso al naso, presenta note di ciliegia, di confettura, di frutti rossi e ricorda però profumi anche di vaniglia, spezie, tabacco e anche del cioccolato. Al palato si presenta sapido e corposo, complesso, con dei tannini setosi e vellutati. Direi che accompagna elegantemente la cacciagione, le carni rosse, ma è perfetto anche con formaggi stagionati e piatti molto saporiti. E ora andiamo a capire di più perché hanno scelto questo tappo. Per questo vino di alta gamma della cantina Lenotti è stato scelto il tappo Nomacork Select Green 100 per due motivi principali. Uno, la qualità del tappo, che è esente da difetti e permette di prevedere l'evoluzione del vino grazie all'ingresso controllato dell'ossigeno. E secondo, per la sostenibilità del tappo stesso, che è riciclabile al 100% e vanta zero carbon footprint.